Eisa. Caro Giuliano, eccoci qua, siamo pronti per iniziare. Questa sarà una grande festa, lo sai? Ma io ho respirato già dalle prime ore del pomeriggio un clima di grande attesa, perché questa comunità, e ci troviamo a Sindia, oggi fa festa per uno dei suoi figli migliori, che poi è figlio di una terra intera. Siamo veramente felici di poter dire che Carlo Sanna ha tenuto alti i colori della Sardegna, non solo in questa nazione che ci ospita. Però non sveliamo niente, Giuliano, guarda qui, siamo in diretta, sono tante le persone che si stanno già connettendo e coinvolgendosi con noi, però c'è una sigla perché vogliamo darvi subito un'emozione. E viva Carlo Sanna, e viva la Sardegna e la grande festa qui a Sindia. Onda! State alto. Torre! Oca al tuo posto. Oca al tuo posto. Non forzate. State più alti, state più alti. Non forzate. Oca al tuo posto, Oca. Non forzate, Oca.
Quanto è bella sa vita in Sardegna mia, che in suo mondo bagherra se via. Le serveschi da esa vita, veni sosprimo il verano, se salughe soliana, sorriede. E sorrai più galanos, Isayanna ti la verines, alfadas a salmanos, ti leana, mamma e babbo a ti, babbo e mamma a ti. Quando virca su camino, e su Paris e su monte, sa fontane su traino, chi trazzana, tu mi schida su anzano, ti prende sa scorria, se t'abita schi su mondo, ti settata, ti se tende a te, ti se tende a me. Quanto è bella sa vita in Sardegna mia, che in suo mondo bagherra se via, in sa vita non manche desarmonia, né vendita se né gelosia. Quanto è bella sa vita in Sardegna mia, che in suo mondo bagherra se via, in sa vita non manche desarmonia, né vendita se né gelosia. Cantan fresco en tierras, cantan vidas sombreadas, cantan lágrimas vetadas que corren. Averemos a ventana y se tende a era noa, chi non mude questa vida in poesia, ti la canto a te, la cantas a me. Quando vive sereno per ogni dia, se si impaga con suo mondo in tre. Sa fortuna la chirca senza anima, so sentito sa chi fanno a te. Quanto è bella sa vita in Sardegna mia, che in suo mondo bagherra se via, in sa vita non manche desarmonia, né vendita se né gelosia. Quanto è bella sa vita in Sardegna mia, che in suo mondo bagherra se via, in sa vita non manche desarmonia, né vendita se né gelosia. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti e ben trovati. Quella di oggi sarà davvero una grande festa. I motivi sono davvero tanti. Il primo ve lo vogliamo svelare subito. C'è un ragazzo che parte da Sindia con il suo paese nel cuore in quella giornata, in quella spettacolare emozione di Piazza del Campo a Siena, in sella al suo cavallo, è riuscito a trionfare, è riuscito a trasferire un'emozione in sella a quel cavallo e soprattutto con un pubblico che gli stava dietro e che lo sosteneva. E quindi il primo applauso a Carlo Sanna. E questa sarà la festa per un giovane figlio di una comunità ospitale che stasera ha aperto le porte a tutti noi,
ai tanti amici che si alterneranno su questo palcoscenico per regalargli un'emozione, o è meglio dire per restituirgliela, perché lui ce ne ha regalato tante. E davvero vedere quei colori di un'isola indossati con orgoglio, ostentati con cura, con affetto, con amore. Stasera racconteremo la sua storia su questo palco e tra un secondo lo avremo qua, ma permettetemi in apertura di salutare coloro che ci hanno regalato il primo canto, il primo momento musicale preludio di un discorso discografico che stanno ultimando proprio in queste ore. Ci hanno regalato una primizia con Vida. L'applauso è per i Zenias. Grazie di essere qui. Allora Roberto, io direi di far entrare lui e, se sei d'accordo, con l'applauso di tutto il suo paese. E quindi l'applauso di Sindia e di tutte le persone che ci stanno guardando per Carlo Sanna. Carlo, stasera racconteremo un po' la tua storia, i tuoi momenti più intimi, cercheremo di condividerli con la comunità che ti vuole veramente bene, che giustamente ti accompagna in questo bellissimo viaggio. Ho detto saranno tanti gli amici, ma vorremmo che fossi tu per primo intanto a salutare qui per te e con noi, e magari esprimere quello che ti viene dal cuore in questo momento. Buonasera a tutti, vi ringrazio tutti quanti. Vi ringrazio per avermi sostenuto in questo gioco, che alla fine era un gioco però che merita, che vuol dire che qualcosa ho lasciato. E poi volevo ringraziare mia moglie e i miei figli che mi seguono dappertutto, mi sopportano sempre, la mia famiglia, i miei genitori, i fratelli, tutta Sindia. Grazie ancora. Carlo, questa sarà una serata di festa, una lunga serata, e noi di emozioni sono sicuro e certo che ce ne regaleremo tante. Giuliano, tu sei pronto? Hai ovviamente alle spalle una formazione che suona davvero tanto e soprattutto lo fa molto bene. Carlo, noi ci spostiamo da una parte perché devi sapere che Peppino Bande ha scritto una canzone che si chiama Manutenta e che in qualche modo svela il sentimento di una Sardegna che vuole andare avanti, di una Sardegna che si stringe per mano e in questo caso fa il tifo per Carlo Sanna. I Zenias, Giuliano Marongiu a Manutenta. Essa roda ti fa che d'inghiriare, a passo deve tornare a suo suono cadenzato, dai so che è accompagnato, a bolu deve andare. Rosa festa di occanno ballare tutto in allegria, e tue case hermano in mezzo de sabizzinnia, allegrada su coro, l'intendo in suo sentidos, cuando idos a gente hierba lende a manutenta, allegrada su coro, l'intendo in suo sentidos.
fa che sai da contenta, ma canto e poesia unidos a mantenta. E l'intende si intragna boca de notas de armonia, arta isa montagna donosa e sao che mia, malligrada sul coro, l'intende in sos sentidos, candoidos a gente hierba lende a mano tenta, malligrada sul coro, l'intende in sos sentidos, candoidos a gente hierba lende a mano tenta, insas que estar de ida. E si intenden sos pasos che ti rienne mi paguen ballare, sos pizzinos che sungiren de a ballutundu. E si prenden sos brazos un pare a giugende ti paguen bisare, tu ballare e giuguen su goro giogundu, insas que sta de vida. Malligrada sul coro, l'intende in sos sentido, in sos oídos a gente hierba lende a mano tenta. Malligrada sul coro, l'intende in sos sentido, in sos oídos a gente hierba lende a mano tenta. Insas que estar de ida. Grazie. Voglio salutare ovviamente anche Nicola Loi che insieme a Peppino Bande ha scritto questa bellissima canzone, ma anche i miei compagni di viaggio da sempre che sono qua per ingentilire con la loro presenza questo nostro incontro. Un saluto ad Alessandro e a Lucia. Grazie a Manuela Bande e a tutti Zenias. Grazie davvero. Grazie a voi, ciao. Carlo, vieni al centro perché sarà un incontro anche informale, un po' quello che vogliamo costruire stasera, giusto una linea, ma abbiamo voluto che fosse proprio la spontaneità a caratterizzare. Intanto ti posso dire una cosa, che ti vogliono tutti un gran bene. Tu sei una persona molto stimata e oggi nel conoscerti personalmente ho anche capito il motivo, perché si vede questa tua pulizia, questo tuo modo gentile di darti agli altri e anche questa tua forma di timidezza davvero arriva subito al cuore delle persone che riconoscono in te la grande sincerità che ti caratterizza. Quindi davvero fate bene a essere orgogliosi di questo ragazzo. Io adesso ho un'amica di Sindia che tu conosci molto bene e vuole essere lei la prima in qualche modo a dirti una cosa, un pensiero in apertura. Dopo tornerà anche per cantare una canzone, ma adesso è qua proprio perché volevamo che fosse lei la prima a dirti qualcosa. Un applauso per Silvana Piras. Silvana, allora, a te il piacere di dire qualcosa a questo ragazzo. Allora, nel 1989, prima che nascesse, i suoi genitori hanno chiesto a me e mio marito se lo battezzavamo. È stata una cosa bellissima perché è stato il primo figlioccio e mi ha regalato tantissime gioie, l'ho visto crescere e dico ancora grazie. Grazie per il bene che mi vuoi. Grazie ai tuoi genitori che hanno scelto me
e tuo padrino per esserti vicino in tantissimi momenti belli e non. Però grazie, grazie per quello che sei, Carlo, ti voglio bene. Grazie a voi. Noi ci vediamo tra poco, e ha preparato per te un regalo mica male. Allora facciamo una cosa. Adesso c'è un'altra amica. So che tu vuoi molto bene a lei, che ascolti le sue canzoni, che ti danno forza, energia, coraggio e ti fanno sentire un po' di Sardegna dentro anche quando sei lontano da qua. Sempre. Ha scelto una canzone, prima la facciamo cantare e poi so che anche lei ha una sorpresa per te, oltre al bel canto che porta, che tra l'altro parla di queste isole di Sardegna che abitano altrove, di quelli che noi impropriamente li chiamiamo emigrati. No, sono pezzi di noi che vivono altrove ma che non smettono di essere Sardegna nel mondo. E allora a io l'applauso è per Maria Luisa Congiu. Quando tornerà fuori, aio, titolo semplicissimo, al mio 3 voi lo gridate con la O lunga 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 e fanno partire la base, d'accordo? Tutti d'accordo? Sì? Aio, 1, 2, 3. Sardegna bella che una fama se canto amore pido
Grazie. Grazie. Maria Luisa Congiu, più forte, più bello l'applauso, forte. Grazie. Mamma mia che emozione. È una grande Manca emozione. avessi vinto io. Maria Luisa, Allora. tu ci hai regalato una canzone molto bella, penso di aver introdotto un po' il tema di queste isole sparse nel mondo che tornano, che vanno di nuovo via, ma sempre con questa Sardegna a portata di cuore, di pensiero e davvero anche di Sì. coraggio di vivere altre esperienze. L'idea è quella che persone come anche Carlo, che spesso devono partire verso l'Italia, verso l'estero, abbiano la possibilità, rientrando, di ritrovare tutto bello e sano così come l'hanno lasciato. Quindi è un monito a noi sardi che siamo qua di preservare le nostre bellezze e tutto ciò che abbiamo di bello da offrire, così come loro quando vanno via, insomma, e poi rientrano, lo devono ritrovare, perché insomma ogni volta che ne hanno la possibilità, e so che anche per te è così, di rientrare, ci dispiacerebbe di volta in volta ritrovare una Sardegna che non è più la stessa. Quindi il messaggio fondamentalmente è quello, tradotto poi in quella parola che tutti usiamo, che è credo la parola sarda più famosa al mondo. Aio, che anche il tour di Maria Luisa del 2018 avrà questo nome. Ferma lì adesso. Sono qua. Perché? Passa il microfono a Roberto, poi ti gestisco io qua vicino perché abbiamo sorprese da condividere. Ho visto 4 piccoli amici, non al bar, ma qua dietro, con un piccolo dono pronto da consegnare. Ho il sospetto di chi siano, ma devo avere la certezza in base alla vostra reazione, perché se voi li riconoscete vuol dire che io ho capito tutto. Chi sono? Eccoli qua. Allora, tu come ti chiami? Daniele. E di cognome? Sanna. È un indizio. Daniele Sanna. Tu come ti chiami? Martina. Sanna? Sì. Tu? Anita. E di cognome? Sanna. Sanna. E tu come ti chiami? Manuel. E di cognome tu come ti chiami? Sanna. Sanna. Ho la sensazione che qua ci siano 1, 2, 3 figli e una sorellina. Un applauso forte forte. Questo è un momento delicatissimo. C'è un bellissimo Gianni Ruggiu, ha realizzato questo quadro che penso abbellirà le pareti della tua casa, e noi Roberto lo accompagniamo in questo momento con dei versi che Maria Luisa ha voluto pensare per farti questo dono, e voglio anche sottolineare, poi più tardi lo avremo qua sul palco con noi, un ragazzo generosissimo che ci ha dato una grande mano per tutto questo e ancora prima, e questo è un suo regalo, Quindi un bel applauso per Andrea Rosas. Maria Luisa. Sì, avevo visto il quadro quando era stato appena iniziato insomma, così pensai a questa ottava che magari non è perfetta, ma voleva essere un po' il mio immedesimarmi in te, quindi spero insomma che tu possa apprezzare il mio pensiero. Non sono conosciuta esattamente per essere una poetessa, no? Però ci provo, veramente. Devo leggere perché sono troppo emozionata, abbiate pazienza. Pronto? Farmi piangere. Pandela de sundakir cosarena, chi importo alla becchena ti moria, non sono sol giubiloso de gloria, chi ha pentu mi dane paghe amena, ma s'assunta chi cum manu serena, accompagnato da sa vittoria, un pare a un angelo de Deo, amato e lastimato frate mio, dolor, 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 dolor.
Grazie a Maria Luisa, grazie davvero. Roberto, adesso facciamo una cosa, congediamo Maria Luisa che più tardi tornerà insieme a tutti gli artisti nel finale, ma lo facciamo con un bellissimo applauso. Grazie davvero. A voi invece chiedo una cosa, intanto Carlo vieni qua al centro perché Roberto avvicinati un attimo, ci sono dei fotografi e questo momento lo devi avere nel tuo album personale perché è bellissimo, con le gioie della tua vita e quindi anche questo piccolo ricordo ce lo vogliamo ritagliare, ma facciamo di più. Se siete d'accordo, 2 li metto qui, 2 dall'altra parte, questo quadro lo date a me, lo posizioniamo qua così rimane in scena tutta la sera perché è davvero bello. Ecco, mettetevi 2 di qua. Puppo. Manuel, vieni qua, vieni qua. Lui adesso è incantato perché dice tutta questa gente cosa ci fa qua? Fa la festa per papà. Voi 2 lì, Carlo al suo posto perché adesso c'è qualcosa che ti riguarda ancora, altri ospiti che stanno per arrivare. Mi sembravi il maestro di scuola che stava dando le disposizioni. Ho detto non c'è nulla pronto, però li vogliamo qua con noi. Stiamo svelando piano piano gli ingredienti di questa serata, però non abbiamo ancora detto perché siamo qua e cosa stiamo festeggiando, perché abbiamo detto sì che Carlo Sanna ha vinto il Palio di Siena, ma tanti sardi l'hanno sostenuto anche in occasione del premio, il sardo dell'anno che è stato indetto da Sardegna Live. Un premio interessante perché nasce da una preferenza popolare, è la gente che esprime il suo pensiero, che attraverso un voto fa sì che una rosa di 10 nomi che nell'anno, in questo caso il 2017, hanno fatto qualcosa di speciale per la nostra terra, possano avere il vantaggio, ecco, di salire pian piano e quindi di godere del grande affetto, dell'amore che tutte le persone hanno voluto tributare attraverso Sardegna Live, in questo caso al nostro Carlo Sanna. Facciamo così allora, un applauso a tutta la squadra di Sardegna Live, lo facciamo adesso. Che ha organizzato questo evento, nel senso che ovviamente da lì parte, però se non avessimo trovato amici qui... E che ha trovato subito l'appoggio del comune di Sindia e dalla Proloco, tante persone che si sono rimboccate le maniche fin dal primo minuto e ci hanno davvero aiutato e sostenuto in questo incontro. Quindi grazie davvero a chi ha creduto in questa scommessa, in questo progetto. Poi avremo qua anche amici del comune di Sindia e della Proloco. Adesso c'è un altro amico invece che vuole subito cantare, è una canzone bellissima. E non vediamo anche noi l'ora di sentirlo perché quando lui canta è un'emozione che arriva dritto al cuore. Ci troviamo a Sindia, piccolo paese della Sardegna, e sono i piccoli paesi a far grande la nostra isola. Lui arriva proprio da Sindia, il suo paese lo porta sempre nel cuore anche se non vive a Sindia, e poi quando canta, ve l'ho detto prima, è davvero un'emozione che arriva dritta al cuore. Lui è così, è un'anima pura che attraverso la sua voce fa vibrare le corde del cuore. Pino Piu. Applauso. Una canzone bellissima per tutte le mamme, Caras Mamas, e tuo papà di questa canzone che tu hai scritto ha messo le parole, tu gli hai dato tutta questa musica che la sorregge, e poi Giacomo Crobbo, devo dire, ha dipinto un po' con i suoi arrangiamenti questo quadro nel quale ci riconosciamo davvero tutti. E allora, Caras Mamas, un applauso per Pino Piu.
Mamas, mamas, mamas. Mamma chiudes que esa aurora siempre rincono di te sempre mira e camperende más da tu vida te diré gracias a Doñora canto futuro que esa tu alegría amoroso cariño e su aso que in fronte mi dai a un paso sereno in brazos tuos mi dromía sereno mi dromía in brazos de esa cara mamá mía sereno mi dromía cantas horas pasadas y recreo con salto amorosa compañía E a suspiros as lágrimas mías oh mamma cara in su che sia bene in tutti sia tutto canto mamma come delizos de cantore así sospisos vostros allevado ossia da Deus confessado su bene che ci stato che sapore sereno mi dromia in brazos de esa cara mamá mía sereno mi dromía cantas horas pasadas y recreo usando amorosa compañía capisareno de esa anima mía esa vague de su coro sereno mi dromía in brazos de esa cara mamma mía vos pague su Signore su bene che ci stato e amore. Grazie. Ma quanto è bella questa canzone, è veramente bella e poi è come un abito su misura per te, te la sei cucita addosso. Tu che cosa vuoi dire al nostro amico Carlo? Che sono orgoglioso, sono mezzo scendiese, anche se abito a Sedilo, tutti i sedilesi comunque ti hanno comunque seguito, tutta la Sardegna ti ha seguito e sono orgoglioso di esserti amico. Complimenti per quello che hai fatto. Grazie davvero, grazie di cuore. Un altro momento musicale subito, così, cotto e mangiato. Non so se ti ricordi, lei il premio Sardegna Live l'ha vinto 3 anni fa, è stato anche lì un grande trionfo e a onor del vero lei da sempre ci ha sostenuto. La presentiamo subito? La chiamiamo qua e poi diciamo anche il motivo per cui l'abbiamo voluta qua. Maria Giovanna Cherchi. Un'altra amica. Vieni Carlo, vieni vicino a noi, poi la facciamo cantare, però devi sapere che lei intanto ha avuto tra le sue esperienze, oltre che quella di cantare
bene sempre in tante occasioni di farci onore anche fuori da questa terra, ha avuto l'opportunità anche di insegnare al tuo paese e ci ha dato tante informazioni su di te, sul bene che la tua gente ti vuole, sui bambini di Sindia. Qualcuno l'hai conosciuto anche un po' più da vicino e quindi ti ha raccontato anche l'orgoglio di questa appartenenza e di questa parentela. E stasera vorremmo per te fare il contrario, che tu dicessi un po' prima di cantare qualcosa a lui. Beh, sì, ha detto bene Giuliano. Io ho imparato ad amare, insomma, prima di tutto l'uomo che sei, proprio dalle cose che i tuoi amici raccontano di te, del tuo cuore generoso, di chi ti ama e ti conosce. Quindi un po' di rimando, e oggi devo dire la verità che sono felice di essere accanto a te per farti gli auguri, per farti i nostri davvero complimenti, che sono un po' i complimenti di tutti quelli che questo premio lo amano tanto come me. Io un po' lo sento mio, anzi per un po' di tempo è stato mio, e allora con gioia sono felice di consegnarlo a te. E devo dire la verità che Roberto, Giuliano sanno quanto in quei giorni abbiamo tifato per te e sentivamo che tante persone erano con noi, e credimi, nessuno meritava questo premio come te. Allora cosa facciamo? La facciamo cantare? Spero, devi essere sincero, eh? A te questa cantante ti piace, le sue canzoni? Bravissima. Quindi la facciamo cantare? Perché se non è gradito, lei ha già salutato, se ne può andare, però se ti piace una canzone, e tra l'altro ne ha scelto una molto bella, anche questa è trascinante. Mi immagino te di nuovo sul cavallo che senti questa canzone e lì altro che Palio di Siena, vai fino ad Arezzo, ad Assisi, cammini ancora più su. Una canzone bellissima. Ballande in Tundu, Maria Giovanna Cherchi. Dentro e forarte a mie
Hai capito? Ancora un po' ti faceva ballare in tundu, Hai visto? È troppo emozionato oggi. Beh, è il suo momento, il suo giorno, sì. è il giorno che ritrova la sua comunità. Davvero grazie Maria Giovanna. Grazie Troviamo a voi. anche te più tardi, va A bene? dopo, Carlo, goditela, tutta, ogni minuto. Ciao a tutti e grazie. Allora Carlo, ti teniamo qua al centro un attimo, perché adesso abbiamo un piccolo documento che ci mostra le bellezze di Sindia. Facciamo sì che anche chi ci sta seguendo in diretta in questo momento, e siete tantissimi perché abbiamo visto i numeri con cui davvero vi siete come posso dire, avvicinati a questo incontro, ci fa davvero piacere. Lasciate i vostri commenti, scrivete quello che pensate di Carlo, fategli sentire la vicinanza ovunque voi siate. Però volevo un attimo te, vieni un secondo vicino, ricordamelo il tuo nome. Daniele. Daniele, tu a occhio sei quello più grandetto della famiglia, giusto? Ma anche a te piacciono i cavalli? Ci vai anche tu, scuderia, tutte queste cose qua, dove lui ha modo di fare i suoi allenamenti, di vivere la sua passione, ci vai? Sì. Anche tu da grande vuoi fare quello che fa lui o hai altri desideri? No, voglio fare quello che fa lui. Lo vuoi fare? Sì. Ah, ecco, quindi preparatevi che da qui a qualche anno dobbiamo rifare un'altra festa. Ascolta, non ti voglio mettere in imbarazzo, però oggi hai la possibilità di dire a tuo papà una cosa, quello che pensi di lui, un complimento, un pensiero tuo. Che cosa gli vuoi dire davanti a tutti? Che è grande. Va bene, allora facciamo così, noi vi liberiamo e poi quando volete tornare, tornate, va bene? Così chiediamo una cosa anche alla sorellina e agli altri due fratellini, va bene? Adesso potete andare. Roberto, vediamo questo documento intanto? Sì, anche perché ci troviamo a Sindia e attraverso queste immagini abbiamo la possibilità di scoprire quali sono le bellezze di questo paese. Applauso forte, 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 forte. Questo era Sindia, una pillola, però ci è servito un pochino quasi come un invito a venire a visitare il territorio, le sue bellezze, le sue storie, le sue memorie. E noi accendiamo ancora una volta i riflettori su questo paese perché dobbiamo parlare di qualcosa di davvero particolare. Lo facciamo con Roberto Manca, ben trovato Roberto, vice sindaco e assessore alle attività culturali, e Nicola Secchi, ben trovato anche a lei, assessore ai lavori pubblici e bilancio. E dobbiamo parlare, Giuliano? Tra poco di una cosa bella, però visto che sono qua proprio in apertura ci farebbe piacere se il vice sindaco esprimesse lui un saluto davvero a nome dell'amministrazione comunale che rappresenta per Carlo che è presente. Sicuramente saranno parole vive d'orgoglio. Naturalmente siamo felicissimi di tutte le emozioni che ci ha fatto provare Carlo non solo quest'anno ma in questi ultimi anni che sta partecipando a questo evento. Siamo veramente tutti felici. A nome di tutta la comunità, del sindaco che oggi non è presente, gli faccio e rinnovo tanti complimenti e tanti auguri per tutto, per lui e per tutta la sua famiglia. Grazie tante, Carlo. E a Nicola chiediamo un pochino di illustrarci anche con l'aiuto di queste chiamiamole slide, diapositive, immagini, contributi, questo progetto che ci porta dentro la vostra storia, la vostra memoria, una tradizione
plurisecolare, l'Ardia dei Santi Giorgio, Raffaele e Isidoro, l'anno europeo del patrimonio culturale 2018, ha inserito questo vostro luogo di ritrovo meraviglioso che onora quindi una tradizione che oggi stiamo attraversando, affiancando grazie alla presenza di questo premio e di colui che dimostra che Sindia è una comunità che col cavallo esprime anche un sentimento di fede, oltre che di tradizione e di passione. Vorrei che tu ci aiutassi a entrare. Sì, noi approfittiamo della serata per dare due buone notizie. Quest'anno, e in particolare per quanto riguarda l'idea che ha avuto l'amministrazione comunale di Sindia di valorizzare la nostra festa e di promuoverla. Noi, manco a dirlo, ci teniamo tanto, però quest'anno per parlare dell'Ardia iniziamo da lontano, cioè dal 17 maggio del 2017, quando il Parlamento europeo, il Consiglio europeo ha approvato la decisione 864 e quindi ha fissato per il 2018 l'anno europeo per il patrimonio culturale. Gli obiettivi li vedete proiettati qua, sono quello di incoraggiare e sostenere l'impegno dell'Unione, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali in cooperazione con il settore del patrimonio culturale, la società civile, inteso a proteggere, a salvaguardare, riutilizzare, rafforzare, valorizzare e promuovere il patrimonio culturale europeo. Per fare questo, lo vedete quello il marchio, per fare questo ogni Stato membro è stato incaricato di allestire una piattaforma multimediale, quindi dei siti internet e delle attività che potessero interconnettere tutte le varie attività legate al patrimonio culturale europeo. Quindi vedete ci sono alcuni siti dei vari stati, della Francia, della Spagna, ce ne sono dell'Estonia, della Polonia, del Portogallo, di tutti gli stati membri. Il sito italiano è questo qua, è www.annoeuropeo2018.beniculturali.it. È una vetrina molto importante perché viene visualizzato a livello europeo da migliaia di persone al giorno e sono contenute tutti gli eventi, tutte le attività legate al patrimonio culturale per il 2018. Questi sono alcuni degli eventi che sono rappresentati, che vengono patrocinati da questo anno, dall'anno del patrimonio culturale europeo. E quindi cosa c'entra l'Ardia con tutto questo? Un giorno di gennaio, mentre stavamo facendo altro, in realtà stavamo predisponendo il bilancio, e un po' per caso la dottoressa Cariddu, che è la ragioniera del Comune di Sindia, ci ha evidenziato questa iniziativa e noi abbiamo pensato subito di poterci aderire come Ardia di Sindia, cioè presentare a livello europeo questa nostra manifestazione. Avevamo poco spazio per poterla presentare, in realtà avevamo a disposizione 300 caratteri, in 300 caratteri sono 3 righe e mezzo, si scrive veramente poco, dovevamo scrivere perché questa manifestazione fa parte del patrimonio culturale europeo, ci siamo riusciti perché a fine gennaio, se torni un attimo indietro, a fine gennaio ci hanno inserito praticamente negli eventi che sono patrocinati. Questo è il sito appunto italiano, se voi cliccate su agenda e sui temi in programma c'è una sezione, una pagina dedicata all'Ardia dei Santi Giorgio, Raffaele e Isidoro, e questa è la pagina che è dedicata appunto alla festa, alla nostra festa, alla festa di Sindia. C'è una parte in italiano, una parte in inglese e poi ci sono delle foto e altri contenuti. Nel corso da qui ad aprile, insomma, arricchiremo di ulteriori contenuti questa pagina. Quindi vedrete nei manifesti, per esempio, della nostra festa quest'anno, vedrete questo logo, che è il logo che ci è stato consentito di usare, e ecco, questo riconoscimento da parte del Ministero dei Beni Culturali ci riempie di orgoglio, perché insomma siamo riusciti ad includere questa nostra festa a cui teniamo tanto in un contesto che è europeo, che conta migliaia di eventi e che conta milioni di partecipanti. Arricchiremo la nostra pagina con uno spot
che abbiamo realizzato durante l'Arte del 2017. Il Comune di Sindia ha commissionato alla società Nora ADV, di cui uno dei soci fondatori è il nostro Daniele Pinna, e ha realizzato uno spot che adesso è inedito e ve lo trasmetteremo, verrà trasmesso poi nelle televisioni regionali nelle settimane che precedono l'Ardia per promuoverla ulteriormente. Adesso lo vediamo. Quindi il patrimonio dove appunto il passato incontra il futuro, una corsa equestre a Pariglia che da secoli si svolge a Sindia ogni anno il terzo fine settimana dopo la Pasqua. Quindi siccome siete in tanti in questo momento che ci state vedendo, approfittate, perché questa è un'occasione, perché è un riconoscimento internazionale che accende i fari su una bella storia fatta di tradizione e di fede che Sindia vive da sempre in queste 3 giornate, ma l'invito è a venire a vivere davvero questo affetto insieme alla comunità che sa accogliere anche in questa circostanza. Allora vediamo subito queste immagini che sono l'invito ad esserci. Vediamole subito. Sindia in festa nell'anno europeo del patrimonio culturale 2018. Davvero salutiamo il vice sindaco, salutiamo l'assessore. Un abbraccio, grazie davvero al comune di Sindia, grazie di cuore. Allora, vieni al centro Carlo, perché alle nostre spalle prepariamo già il prossimo momento musicale, però volevo fargli una domanda. Non so se è una domanda banale, però è una curiosità che mi viene spontanea. Come nasce in te questa passione che poi ti ha portato a un trionfo, a delle gratificazioni? Il fatto di essere nato a Sindia probabilmente ha aiutato, ma in famiglia avete sempre condiviso questo momento per tradizione. Come nasce in te tutto quello che ti ha portato ad essere quello che sei? Io nasco semplicemente in campagna, normale, come tutti, penso, ragazzi di Sindia, con i cavallini, poi, dal gioco è diventato un lavoro e piano piano siamo arrivati fino a qui, è l'inizio questo, poi speriamo di continuare a crescere come sto facendo. Da quanti anni tu ti sei trasferito dall'altra parte del mare per qualificare ulteriormente il tuo percorso? Ma questo è il 4º anno, 4 anni faccio il 3 di marzo, quindi... Però è un viaggio, la valigia è sempre pronta, no? Quando hai occasione per tornare da queste parti lo fai subito, ho visto che proprio la Sardegna è nel cuore sempre. Sì, io appena ho anche 2 giorni vengo, però sono contento di essere a Siena e spero di rimanerci il più possibile e di continuare a venire in ferie qua. A proposito di sostenitrici, c'è un'altra ragazza che si è data davvero da fare tanto, sembrava, sai quando si candidano per le elezioni, ma non si può dire,
che hanno quelle persone che vanno e cercano voti ovunque. Ecco, se tu fossi stato candidato adesso per il 4 marzo, con una come lei avresti vinto, perché ti ha fatto una campagna per Sardegna Live per il premio sardo dell'anno e credo che Roberto adesso avrà il piacere di presentartela. Ma sì, la presentiamo subito e soprattutto la vogliamo sentire, suonare subito, perché lei è una di quelle ragazze che porta alto l'orgoglio del suo paese e soprattutto custodisce il patrimonio culturale e musicale ereditato in questa comunità. Sto parlando di Ottana e in questo caso della forza travolgente di Maria Antonietta Boso.
Grazie davvero a Maria Antonietta Boso, ancora un applauso per questa nostra amica di Ottana. Beh, anche tu vorrei dirgli una cosa, un pensiero a questo ragazzo qua. Beh, cosa posso dire? Ti stimo per quello che sei e sei davvero un grande. Complimenti ancora. Allora, adesso Carlo, facciamo anche una sorpresina a qualcuno, a te ma anche a un'altra persona. Intanto vorrei sul palco vicino a noi 2 musicisti che accompagneranno una bella voce. L'applauso in questo caso è per Tore De Riu e Roberto Pinna. Un applauso forte per loro. Si posizionano. Credo che quella Sgabello debba venire un po' al centro perché lei adesso ti regalerà questo canto che non potrò reposare, che amiamo tutti, ed è un canto che davvero ha oltre un secolo di vita, eppure più passa il tempo più diventa bello, più ci sembra nuovo ogni volta che lo ascoltiamo, perché la freschezza è data proprio da quel sentimento che esprime. Io non so che cosa tu hai cantato a lei o che canzone le hai dedicato quando, credo un bel po' di anni fa, perché voi vi conoscete davvero da tanto tempo, hai pensato di dirle che lei era la persona con la quale avresti voluto vivere tante intensità. Però questa vogliamo farvela vivere insieme e vorrei che Federica, tua moglie, ci raggiungesse su questo, qui sul palco. Un applauso forte per Federica, vieni. Federica, ovunque tu sia, non dirci di no perché... Dov'è? Federica, non costringerci, solo... ti facciamo sedere, non ti facciamo dire nulla, Federica, vieni. Ma non è vero che non vieni, vengo giù io. Un applauso a Federica forte, forte, forte.
Grazie davvero a Silvana, a Roberto e a Tore che ci hanno regalato questo bellissimo momento e ovviamente grazie anche a Lucia e ad Alessandro. Un abbraccio corale per tutti voi. Grazie davvero. Roberto, vieni qui. Federica, spero che tu abbia gradito l'omaggio musicale. Mi stai dicendo però adesso me ne vado, vero? Sì. Ma scusami, adesso che sei qua, ci sembra brutto non chiedere qualcosa anche a te? Non dobbiamo permetterci? L'ho fatto prima al tuo bambino questa domandina qua. Cosa gli vorresti dire stasera che è il giorno della sua festa? Che sono orgogliosissima di lui e che sono fortunata a essere sua moglie. Voi vi conoscete da tanti anni, siete molto giovani, però veramente siete quasi cresciuti insieme, avete dei bambini bellissimi e ci fa davvero piacere che questo momento stasera lo viviate in due, perché credo che le soddisfazioni che lui raccoglie siano tante, però ci sono anche tanti sacrifici quando poi si devono raggiungere queste soddisfazioni e quelli li vive solo chi convive l'intimità con una persona. Quindi, come diceva il tuo piccolo, è grande il papà, ma è grande anche la sua mamma. Un applauso per Federica. Puoi andare, ti lasciamo libera. Roberto. In questo caso io farei il contrario, perché chiediamo sempre un saluto agli artisti per Carlo Sanna. In questo caso, se io ti dovessi dire Andrea Rosas, tu cosa mi puoi dire? Un grandissimo amico. Un grandissimo amico, e ti devo confermare che lo è stato nei tuoi confronti davvero, perché lui è così, gli piace cantare, però quando riserva una persona alla sua amicizia lo fa in maniera speciale. Anche tu, Giuliano, lo conosci bene, Andrea? Sì, perché mi fa disperare, lo conosco per questo. Lui dice di essere di due paesi, del suo, che è Pozzomaggiore, e del vostro, che è Sindia. Quindi si è adottato all'interno della vostra comunità e stasera si aspetta un abbraccio bello e lo merita perché ci ha dato una grande mano anche per allestire tutto questo, si è dato un grande affare, è lui che ha creato il ponte anche tra noi e voi. Quindi stasera è qua per cantarti una canzone che si intitola Caddo Scurrende. Ha addirittura rinunciato a un brano bellissimo che ha scritto Maria Luisa per lui pur di dedicarti qualcosa che richiamasse il tuo mondo, capisci? E quindi gli facciamo un bel applauso. Andrea Rosas. Buonasera. Grazie di nuovo. Est un'isola in festa del gente. Questa non è la tua canzone, vero? No. No. Ti è piaciuto lo scherzetto? Te l'avevo giurato che stasera te l'avrei... Perché ha un'ansia che voi non avete detto. È riuscito a trasmettercela a tutti. Allora ho detto, vedrai che stasera ti combiniamo uno scherzetto. Adesso ti rilassi, prendi fiato, respiro. Caddo Scurrende è la canzone che ci regali. Scritta da chi? Da Nicola Cancedda. Che salutiamo, perché sicuramente ci sta guardando. E hai preso il respiro? A posto. Allora adesso ti faccio fare un applauso e puoi cantare. Vai. Grazie. Andrea? Io ti giuro che ho provato stasera. Hai provato? Ho provato, attiva. Allora aspettiamo, giochiamo a carte scoperte, anche perché siamo in diretta, se dobbiamo fare una brutta figura facciamola bene. Ditemi se potete pigiare il tastino play e parte la canzone e lui può cantare. Se non si può fare adesso, magari la recuperiamo dopo,
però è brutto anche lasciarlo così. Ci siamo? Mi fate un ok? Non vi vedo, ditemi sì. Ok. Cos'è quello? È un sì o un aspetta? Ditemelo. È un 5. Perché non si capisce. Se no non succede nulla, eh? C'è problema. Possiamo parlare per 2 ore e vedere un pochino. Allora, facciamo una cosa. Tanto l'avremmo fatto subito dopo, mentre stanno sicuramente risolvendo un problema tecnico. Per te, Carlo, che cos'è? Perché lo abbiamo chiesto un po' a tutti. Tu che cosa gli vuoi dire stasera a casa sua davanti alle sue persone? Come ha detto lui, se io per lui sono un grande amico, anche lui lo è per me. Diciamo che è un'amicizia che da piccolini non è che andassimo molto d'accordo, perché lui lavorava a Pozzomaggiore, quindi c'era un po' di rivalità, fra virgolette sempre. Poi però col tempo si cresce, si matura e si è instaurato un bellissimo rapporto. Ci sentiamo quasi ogni giorno, poi mi compra i cavalli, quindi va benissimo. Ecco, non è che hai il coraggio anche di dire che a cavallo sei più bravo tu di lui? Ma assolutamente sì. Ah, assolutamente, hai capito. Però intanto lui una cosa l'ha vinta, adesso ti devi mettere in corsa anche tu, eh? No, ho già preso accordi col capitano. Ah, vabbè, fra poco c'è anche il capitano dell'Onda che verrà qua a trovarci. Allora io ci riprovo e per l'ultima volta, perché se non parte adesso tu non canterai. Va benissimo. Più stasera, va bene? Facciamo finta che sia giunto il suo momento di cantare. Signore e signori, applauso per Andrea Rosas. Su cuore espantada, sa mente torrada, accanto fisi mia, sospiros tuos, carnela sai che lu, uno a suo anzeno, e furia va e via. No pa tempos più pro nois, paraulas de temporada. In esa notte tappo amata, a su sole più no poto e coi. Lánzame así, que razamento de salir, se busca que era su fogo franzada si espera, in sagarera corre el sol sogno de sabore, gato scurrente, gustos sentidos de pasión en Nois somos que rayos, dos aballos in terra l'estroso. Su rio non si può firmare, abba fresca e buffare, si tutto radar. No pa tempus più pro nois, paraulas de temporada. In sa notte tappo amata, a su sole più no poto e coi. Lánzame así,
gustos sentidos de pasión en nois. Grazie. Manuel. Grazie a te Andrea Rosas, ti facciamo anche un applauso. Grazie mille, buona serata. E grazie soprattutto per l'aiuto che ci hai dato anche per allestire tutto lo spazio qua. Grazie a mia mamma che mi ha prestato tutto, ovviamente. Te ne vuoi andare? Ok, vai via, ciao. Ok, adesso? Cosa succede adesso? Anche perché dovete sapere che ha fatto una scaletta che è difficile da leggere, stiamo lì a cercare di capire che momenti ci sono, uno dietro l'altro, No, sono però tutti belli. adesso mi sono perso. Ok. Ti do un suggerimento. Se tu dovessi riempire questo palco di colori per restituire anche a chi ci guarda l'identità di questa comunità, chi chiameresti in causa? Ti dico subito, ti do un indizio, sono ben 12, non sono poche queste donne. Secondo te chi sta per arrivare? Stanno per arrivare quelle ragazze che con l'orgoglio e con la fierezza che si legge negli occhi indossano l'abito tradizionale e ovviamente portano alto il nome di questo centro, Sindia. Ballerinas Sindiesas, eccola qua, eccole qua. Sono tante, sono tutte belle e da questo momento in poi, Carlo, coloreranno un po' il nostro momento. Fra poco lo animeranno anche con una danza, quindi le vedremo esprimere anche il sentimento comunitario attraverso il ballo. Però facciamo una cosa, chiamiamo prima un amico che ci regala 2 note col suo organetto e lo conosciamo davvero da tanti anni. Poi abbiamo un ospite che ci dirà una cosa un po' bella di questa grande iniziativa. Sei d'accordo? Vuoi fare prima l'ospite? Io farei prima perché ci sono dei dettagli tecnici che facciamo così? Sì, facciamo allora, così, chiamiamolo qua al centro vicino a noi. E quindi l'applauso in questo caso è per Pietro Lavena e Sardegna Live. Un applauso forte per Pietro, vieni. Io le scalette le faccio anche, ma poi me le dimentico. Ti presento Carlo Sanna. Pietro è una delle firme e anche delle voci di Sardegna Live, che è appunto questo gruppo di amici, di giovani che ha fondato questa bellissima esperienza, che racconta la Sardegna, che la nutre di immagini, una visione nuova di far sì che questo popolo, questa terra possa avere una voce, un volto e delle immagini in loro. In questo momento stiamo anche andando in onda ovunque per chi vorrà godere anche di questo spazio che avete messo a disposizione. Vuoi dire un tuo pensiero, un tuo saluto? Questa è la ricorrenza, è la festa anche di Sardegna Live. Assolutamente Giuliano, io innanzitutto voglio unirmi a tutti i complimenti e gli auguri che sono stati fatti a Carlo Sanna. Questo è il 5° anno che ci troviamo per il premio sardo dell'anno ed è sempre un piacere incontrarsi sul palco per questa cerimonia. 5 anni, 5 personaggi diversi, ognuno ci ha dato qualcosa di suo e ha dato qualcosa di suo a Sardegna Live. Una caratteristica mi ha colpito di Carlo e della sua esperienza come concorrente di Sardegna Live, la discrezione e l'equilibrio nell'essere concorrente è stato un fenomeno singolare davvero, perché è stato come se lui stesse a guardare cosa andava a succedere in questa edizione del concorso, come a dire fate voi, vediamo come va a finire, io non voglio influire sul risultato finale. Questa è una cosa che mi ha davvero... È vero, perché non ha messo un post, esatto, non ha fatto un invito, non ha fatto un video. Esemplare, per cui un altro applauso lo propongo per questo aspetto. E poi Giuliano, consentimi di sottolineare un passaggio. Il premio sardo dell'anno è diventato col tempo per noi di Sardegna Live un momento importante, perché è il momento dell'anno in cui ci si ferma un attimo, ci si guarda in faccia, si pensa a quello che si è fatto nell'anno passato, si capiscono eventualmente gli errori e si capisce anche cosa si è fatto di bello e si programma per l'anno a venire. Ci tengo a dire una cosa, se stasera siamo qui in questa sala tutti insieme, siamo su questo palco ad assistere a questo spettacolo, lo dobbiamo principalmente ad un'intuizione geniale, originale, coraggiosa e lungimirante, l'intuizione di 2 giovani sardi che, ci tengo a dirlo, per me oltre colleghi sono
grandi amici hanno dato la possibilità a un gruppo di giovani di inseguire il proprio sogno e di fare quello che amavano fare, raccontare la Sardegna, incontrarla e darle voce. Questi sono Roberto e Cristina Tangianu, per cui un applauso anche a loro e grazie ancora da parte di tutti noi per quello che fate per il nostro progetto e per aver creato questa squadra straordinaria. Grazie davvero a Pietro Lavena. Allora, Carlo, ancora musica per te, per noi. Lui è del tuo paese, lo conosci senz'altro. Anch'io l'ho conosciuto quando era davvero un bambino, perché lui questa passione per la musica la coltiva da sempre. Conosco la sua famiglia, conosco tutte le fasi della sua vita e mi fa piacere che oggi quella che era anche per lui la passione della musica possa essere un'esperienza che porta avanti con successo. E allora ci regali tu un momento del Logudoro, della Planargia, del Margine, scegli quello che vuoi, ma regalaci alcune tue note. Un applauso per Mattia Murru. Grazie davvero e mi raccomando, come ti dico da sempre, allora era un po' più piccolo ma mi piace ripeterglielo, fai bravo, ok? Un applauso a Mattia. E anche a Mattia non poteva assolutamente mancare a questo incontro, perché è uno di quei giovani che porta alto, come abbiamo detto più volte, l'orgoglio di questa comunità. Siamo arrivati al momento importante della serata, siamo arrivati al momento della premiazione di Carlo. Però avviene così come ti dico io adesso. Intanto chiamiamo Carlo qua, vieni al centro, perché insieme a te ha varcato il mare anche un'altra persona che ha imparato a volerti bene, conoscendoti, che ha vissuto con te il successo, che ha portato
al trionfo la contrada capitana dell'Onda, che è una delle 17 suddivisioni storiche della città di Siena. C'è uno slogan, no, che dice il colore del cielo, la forza del mare, perché il bianco celeste è ciò che contraddistingue un po' quella forza che tu hai portato davvero al massimo del trionfo. E noi lo vorremmo qua, perché lui è il capitano che ha portato all'Onda ha portato l'Onda al trionfo ed è stato confermato per un altro biennio per acclamazione. Alessandro Toscano, un applauso fortissimo per il capitano dell'Onda. Tra l'altro continuiamo a chiamarti Carlo Sanna perché questo è il tuo nome. Ecco qua, un applauso forte per il capitano. Ben trovato. Però prima di darle parola, una curiosità. Questo brigante da dove nasce? Brigante nasce, me l'ha dato la dirigenza del Val di Montone, la contrada dove ho servito. Ma è un segreto, dai, non si dice. È un segreto, non si dice. Ho fatto la domanda più sbagliata, non lo dovevo dire. Diciamo che è una sorta di cavallo di battaglia che accompagna, perché lo è stato davvero, perché ha sbaragliato qualsiasi pronostico. Io non sono molto dentro, non sono un addetto ai lavori, però ho letto che il trionfo è stato ancora più forte perché nessuno se lo aspettava, e quindi quando arriva la sorpresa che accompagna il lavoro, il talento, l'impegno che ci mettete voi, diventa ancora tutto più bello e più affascinante. Lei è qua per due motivi: uno per onorare Carlo, e quindi lo deve dichiarare apertamente, e credo l'altro anche per raccogliere l'abbraccio della Sardegna. Sì, due motivi di cui uno ne sono felicissimo e orgoglioso, perché Carlo è una persona straordinaria, un ragazzo di valori fortissimi, profondi, e oggi andando in giro con lui a Sindia me l'ha confermato. È un ragazzo molto attaccato alla sua terra, me l'ha trasmesso fortissimamente, e di questo ne fa una persona, confermo, straordinaria. E poi a cavallo è fenomenale, come diciamo noi dell'Onda. E questo connubio di grande persona, fantino fenomenale, farà sì che Carlo a Siena farà la storia sicuramente, glielo auguro con tutto il cuore. Carlo, parole pesanti e ovviamente soprattutto parole importanti. A Siena farà la storia, e questo è una responsabilità che devi fare dentro e fare tua. Sicuramente le responsabilità d'ora in poi crescono, perché dopo questa vittoria si aspettano tante altre vittorie, quindi ci diamo da fare perché succeda. E noi siamo con te, eh? Perché il Palio di Siena non è solo questa visione che noi abbiamo di una grande storia, ma per voi è un vissuto che non si può raccontare con le parole, è qualcosa che fa parte proprio del vostro habitat interiore. Quindi è meraviglioso sapere che uno di noi vi ha regalato questa gioia che rimane scritta per sempre, e che è la terza nel XXI secolo per quel che riguarda la vostra contrada, la contrada dell'Onda. Quindi noi la ringraziamo e le chiediamo di stare in nostra compagnia, perché adesso ci sarà una persona che sarà qua per consegnare il premio Sardo dell'anno 2017 a Carlo Sanna, e quindi vogliamo che lei sia presente in questo momento prima che queste donne ci regalino un ballo bellissimo, e vorremmo che anche lei ballasse con loro fra poco, eh? Ci proverà. Vediamo. Qua facciamo miracoli stasera, non è solo i nostri che fanno i miracoli da voi, anche voi dovete fare. Avete già fatto di miracoli. Qual è?
ho visto il suo figlio piccolino fermo, immobile da una parte, credo sia la prima volta da quando l'ho conosciuto in 2 anni. È abbastanza anche lui un brigantello, diciamo così. Allora facciamo una cosa, chiamiamo colei che avrà il piacere di portare la forza di questo progetto che ha ideato, ha voluto fortemente il Sardo dell'anno come premio e che stasera avrà il piacere anche di consegnarlo ovviamente a Carlo Sanna. Un applauso per Cristina Tangiani. Grazie, Cristina, Giuliano. facciamo una cosa, se hai 2 battute che ci vuoi dire prima e poi dopo portiamo qua il premio e lo consegniamo. Grazie. Grazie Giuliano, buonasera a tutti voi, buonasera anche a tutte le persone che ci stanno seguendo, numerosissime da casa in diretta appunto sulla pagina Facebook di Sardegna Live. Innanzitutto i miei complimenti davvero sinceri vanno a te, Sardo dell'anno 2017, per me davvero è un orgoglio averti nell'elenco come Sardo dell'anno ed è un piacere perché sei un esempio per tantissimi giovani e la tua è davvero una bella storia da raccontare. Lo abbiamo fatto nel corso di questa serata, continueremo comunque a seguirti e quindi a farlo. Io ci tengo però in questa serata appunto a sottolineare che Sardegna Live è una testata giornalistica creata, ideata da 2 persone che hanno deciso di rimanere in Sardegna e di crearsi il proprio futuro lavorativo. Da qui dunque nasce 5 anni fa l'idea di Sardegna Live, un progetto sicuramente ambizioso, a tratti troppo grande forse per noi perché nel corso del tempo le aspettative sono cambiate, quelle nostre, quelle di chi ovviamente ci segue. Essere una testata giornalistica significa lavorare dalla mattina alla sera, significa macinare chilometri, significa davvero rinunciare a tanto. Però andiamo avanti e le parole che tu hai detto in realtà un po' hanno ricordato quello che è il nostro percorso, quindi tante affinità e anche questo mi ha fatto davvero piacere. Si va avanti con tanto entusiasmo e in questa serata che io ci tengo davvero a ringraziare quella che è la squadra di Sardegna Live, perché ci siamo io e Roberto, ma ci sono appunto tante persone, giornalisti e operatori video che davvero hanno appoggiato, hanno sposato quello che è il progetto di Sardegna Live. Il mio grazie va dunque alle persone e quindi in particolare va a Pietro Lavena che avete sentito prima, che abbiamo trovato in lui un collega, un amico, va al giovanissimo regista Samuele Frongia, a Carlo Crisponi e poi ad Alessandro Pintus, all'esperienza brillante di Vincenzo Rodi e poi ai giornalisti Antonio Caria, Marco Ru, Alessandro Concia, un abbraccio davvero a Luisella Cau, al piccolo Andrea e un saluto a Claudia Giuseppetti e poi il mio grazie va a chi crede in noi, quindi ai comuni, alle associazioni, alle Proloco, davvero grazie, grazie, grazie. Io un saluto anche in particolare a Lucia Pes e poi 5 persone me le sono lasciate alla fine e giuro che concludo. Un applauso grande lo voglio per Giuliano Marongiu. Grazie a Roberto Tangianu, ci sopportiamo a vicenda e poi ultimi 2 i miei genitori, quindi i nostri grandissimi genitori e infine, e qua ci assomigliamo molto, grazie a mio marito perché davvero mi segue ovunque e non è facile. Grazie a tutti voi, grazie, grazie, grazie. Allora Roberto, abbiamo un altro amico che vogliamo qua al nostro fianco a questo punto e ci teniamo che venga in questo momento della serata per la consegna del premio. Sì, anche perché è stato un punto di forza di questa organizzazione, il presidente della Proloco di Sindia, Fabrizio Del Rio. Raggiungici subito sul palco perché questo momento lo vogliamo condividere anche in tua compagnia. Tra l'altro dovete sapere una cosa, vi sveliamo un po' di dietro le quinte. Ha detto io sul palco non salgo, ha cercato per tutta la sera un suo vice
però poi ci ha promesso la presenza e quindi non poteva assolutamente mancare, e gli abbiamo promesso noi che non gli avremmo fatto spendere una parola. Vieni qua Fabrizio, stai vicino a me, ti prometto che non parliamo, però è No, un come piacere non parliamo? condividere Deve il momento. parlare, scusa. Poi te la vedi tu Siete con d'accordo? lui. Deve parlare. Facciamogli un pensiero, un saluto. Buonasera a tutti. Io vi voglio... Allora, la verità non volevo salire perché non mi piace farmi vedere così, però perché era una festa tutta per Carlo. Però ci abbiamo tenuto molto a organizzare tutto. Voglio fare un ringraziamento speciale a tutti i soci della Prolocco che mi Con un sono bel stati applauso, vicino forte. e mi hanno seguito in tutti questi 2 mesi di organizzazione, da quando ci siamo incontrati con Roberto la prima volta. Adesso l'augurio a Carlo a vincerne sempre di più. Allora, noi consegniamo adesso il trofeo Sardegna Live a Cristina e Cristina lo darà a Carlo Sanna, sardo dell'anno 2017. È davvero un bel momento. Noi facciamo una cosa, prepariamo già i musicisti perché Sas Ballerina Sindiesa hanno voglia di regalarci energia adesso, colore, forza, però ecco, questo è stato veramente un bel momento. Lei ha attraversato il mare, ha voluto viverlo con lui, so che lo ha adottato un po' come si fa con un figlio, con un fratello, con un amico speciale, al di là del valore che lui ha dato al palio. So che per voi è importante il valore umano che lui ha dato a voi. Assolutamente sì. Lei prima ha detto l'avete adottato, direi come un fratellino, mi permetto di dire, se Carlo me lo consente, gli vogliamo veramente bene come a uno di famiglia. È stato un grande, ha vinto un grandissimo palio e lo porterò nel mio cuore per tutta la vita. Grazie davvero. Carlo, lo so, il patto tra noi era che tu non parlassi mai, invece stasera ti sei dato da fare e siamo tutti contenti. Credo che tu voglia dire in questo momento il grazie alla tua comunità, perché non a caso abbiamo voluto organizzare qua, come sempre accade, il premio laddove chi è premiato vince prima di tutto attraverso l'affetto che sa guadagnarsi tra le persone che ama. Grazie mille a tutti quanti. Grazie. Va bene così. Allora facciamo una cosa, noi indietreggiamo perché lasciamo spazio davvero alle danze, grazie a Cristina, grazie a Fabrizio. Roberto, vieni, perché funziona così adesso. Loro ci regalano un primo ballo, poi noi rientriamo, salutiamo e ci lasceranno con quel ballo che andrà a chiudere questa serata. Il primo dei 2 balli vi chiedo di guardarlo e di applaudirlo perché queste ragazze da un po' di tempo attraverso questa associazione di cui fanno parte valorizzano gli aspetti del ballo, del canto, di tutto ciò che è cultura, esperienza e tradizione in Sardegna. Invece nel secondo momento, dopo i saluti, vorremmo che loro ballassero qua sul palco, ma che voi ballaste con loro. Quindi facciamo così, le presentiamo gli amici che le accompagneranno. Un applauso a Bruno Maludrottu, Alberto Caddeo e anche un amico che non è mancato a questo appuntamento, anzi ci ha detto subito sì, Tonino Pira. Tonino Pira, le ragazze di Sindia.
qua al centro un attimo, vieni Carlo, perché adesso chiamiamo un amico che ha un regalo. Fermi ragazzi un attimo solo. Martina, so che anche voi, come hanno fatto tutti gli artisti stasera su questo palco, volevate dire una cosa a Carlo. Salve a tutti, parlo a nome di tutto il gruppo. Per noi è un onore comunque esibirci oggi e rappresentare cosa sono i costumi e le tradizioni a Sindia. Ma l'augurio più grande va a Carlo, che sia il primo di tanti altri successi, veramente col cuore da tutti noi. Mi salutate quelle belle signore che erano dietro con voi, le vostre mamme, le persone che vi affiancano, e un caro saluto anche ad Angelino e alla sua signora, va bene? Un abbraccio forte, state qua perché adesso dovete regalarci ancora un altro momento, però facciamo una cosa Roberto, prima diamo spazio alla lettura e poi so che tu vuoi dire due cose in finale. Venga qua al centro tra noi, venga da questa parte così le agevolo il microfono. Intanto sapete benissimo chi è questo signore perché lui nasce a Sindia, poi la vita lo porta a Magomadas, non lontanissimo, però gli ho detto prima, ma lei si sente più di Sindia o dei luoghi che ha trovato poi strada facendo? Gli ho detto, dove si nasce, lì c'hai dentro le radici e non te le puoi scordare mai. Un applauso per Gigi Piu, poeta di Sindia e non solo, che stasera ha scritto un pensiero per Carlo e poi gliene farà dono, ma ci piacerebbe che prima lo leggesse di fronte a noi. Certo, buonasera a tutti. Giuliano mi ha rubato le parole. Dove si nasce non si può dimenticare. Io, chi mi conosce lo sa, ho girato parecchio, sono stato in Europa, nella penisola, ma il mio cuore era sempre qui. Veniamo alla poesia. Non ho la traduzione perché non credevo di recitarla in televisione e quindi l'ho scritta in sardo e così ve la leggo. Su mezzo de sanno, la dà è disegnato sul destino ma prosindia, è un onore manno. Sente che a personaggio di Occanno, suo spiuso han votato un fantino, e desindia questa prenda manna e de Sardigna punta e diamante. Sopra su gaddo lo chiamano brigante, ma su non me ne so, è Carlo Sanna. Questo brigante con calma apparente non usa mai sa manera al malas, ma la sente so zappero sa palas infiamma so scorol de sa gente. Pue cara Sardigna terra mena, mamma di questa sprenda de valore, fiera e orgogliosa rende onore a suo sardo scambinchido in Siena. Complimenti a Carlo. Grazie davvero, grazie di cuore, un applauso al vostro poeta. Allora, Roberto. Solo due parole Giuliano, non per allungare ancora ulteriormente la serata, però Carlo ti volevo dire una cosa. Prima Pietro ha detto che abbiamo avuto un pochino di paura perché tu non condividevi niente, non vedevamo nessun tipo di segnale e quindi ci siamo chiesti, ma magari non ha gradito la candidatura. Invece non è stato assolutamente così, perché quando ho chiamato Carlo per annunciargli che era lui il sardo dell'anno, dalla sua voce ho subito intuito quella che era la sua anima. E ti posso dire anche una cosa, che noi di Sardegna Live ti riteniamo parte della nostra squadra, quindi cavalchiamo in questo caso lo stesso progetto. E poi datemi solo un secondo per ringraziare davvero le persone che lavorano con me e l'emozione, ovviamente non so perché. Ogni volta è così da 5 anni, mi frega sempre. Però quando si condivide davvero la vita con delle persone che sposano e seguono le tue follie, perché è facile in questo caso cavalcare il cavallo più veloce, invece noi abbiamo deciso di correre a piedi, se così si può dire, e quindi di guadagnarci ogni minima cosa, quindi per noi è un grande successo, anche un piccolo traguardo raggiunto. Quindi un grazie davvero alle persone che lavorano con noi, grazie a te Giuliano che non ci dici mai di no, grande professionista che dà valore al nostro
lavoro, grazie davvero ai miei genitori e a chi non so neanche perché mi sopporta tutti i giorni della mia vita, e quindi mia moglie Laura. Ma dimmi tu se ci deve pure adesso emozionare a quest'ora della sera. Meno male ci sono le nostre ragazze che adesso ci fanno chiudere con questa allegria. È stata una serata bellissima per noi, perché ti abbiamo conosciuto e soprattutto abbiamo visto e tastato con mano quanto la tua gente è fiera di te, ti vuole bene ed è qui per dimostrartelo. E se noi dovessimo domani sera rifare di nuovo questo evento, sarebbero tutti qui contenti come stasera, perché hanno visto quel sorriso in te che conoscono da sempre e che ha un grande valore. Davvero siate fieri di questo ragazzo che è un nostro compagno di vita, anche nostro, da stasera in poi. Le ultime battute della serata vorremmo che fossero le tue. Allora, io sono un po' vergognoso, quindi chi mi conosce lo sa. Non amo tanto parlare, amo fare i fatti, quindi speriamo di farne tante altre serate del genere. Buona serata a tutti, a fra un po'. Finiamo con la danza. Tenetevi così come sempre, perché è stato bellissimo ritrovarvi ancora una volta, amici e amiche di Sindia. Buonanotte, alla prossima emozione. Grazie a tutti.
State alti. Torre. Oca al tuo posto. Oca al tuo posto. Non forzate. State più alti, state più alti. Non forzate. Oca al tuo posto, Oca. Non forzate, Oca.